degli ambientalisti questa mattina fermano il previsto abbattimento di 2 platani e non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Mose, oggi passaggio significativo verso il collaudo e quindi la fine dei lavori delle barriere mobili, finalmente approvato un importante lavoro di manutenzione. L'europarlamentare Anna Cesintra nel pomeriggio in via Piave Mestre di fronte alla moschea dopo le accuse contro l'imam di questi giorni. Si è chiusa con 2 patteggiamenti e l'archiviazione di altre 2 posizioni l'udienza per la morte sul lavoro di Giuliano De Seta. Il giovane aveva perso la vita il 9 settembre 2022. Blackout generale questa mattina a Spinea, dove un guasto alla rete elettrica causato dall'elevato consumo dovuto al caldo ha lasciato intere zone della città senza corrente sin dalle 6:30. Cominciano i preparativi in vista della notte famosissima di sabato 19 luglio, una delle feste più amate da tutti i veneziani. Da lunedì al via le prenotazioni. Si inaugura questa sera alle 21 in piazza San Marco a Venezia la grande estate dei concerti nel salotto più prestigioso della città e previsti fino a domenica 13 luglio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre dunque su quanto accaduto questa mattina in Campo Sant'Agnese a Venezia, dove gli ambientalisti hanno bloccato in un blitz il previsto abbattimento di 2 platani, ma non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Fermato per l'intanto l'abbattimento dei 2 platani in Campo Sant'Agnese nel sestiere di Dorsoduro Venezia. Tra polemiche e momenti di altissima tensione e l'intera area transennata di fatto chiusa dalle forze dell'ordine. 9 tra poliziotti, carabinieri e agenti del locale che hanno identificato, documenti alla mano, la maggior parte dei 25 ambientalisti presenti, tra attivisti, consiglieri di municipalità, semplici cittadini, studenti e chiunque era deciso a non abbandonare il campo già dalle 7 del mattino, orario della prevista capitozzatura. Alle 12:30 la situazione, fino a quel momento tenuta sotto controllo, comincia ad assumere un piglio che sembra andare nella direzione opposta. E vediamo che agenti delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri adesso stanno veramente intimando agli attivisti di lasciare l'area, diversamente verranno portati via con la forza. Ci hanno preso i documenti, è per un buon motivo. Hanno chiesto i documenti? Sì, li abbiamo dati, per un buon motivo. Sono una mamma, passo di qua spessissimo, più volte al giorno, i bambini che vanno a scuola qua, questo è un posto per noi importantissimo, gli alberi che sono qua fanno parte di noi, sono come noi, ci vogliono intimidire chiedendoci i documenti. La protesta degli ambientalisti perché la soppressione, a loro dire, sarebbe ingiustificata, contrariamente al parere dell'amministrazione comunale che prima del presidio pacifico aveva giudicato gli alberi in questione malati in modo irreversibile. Noi chiediamo una sospensione degli abbattimenti perché riteniamo che questi alberi possano essere salvati e quindi chiediamo di avere il tempo, sono 15 giorni per effettuare una controperizia. Sono ignoranti persino i tecnici che vengono qui a dirci che gli alberi non possono essere curati, questo ce l'ha detto stamattina la sedicente perita forestale, non possono essere curati, e poi parlano di sicurezza e guardate qui alle nostre spalle, da 25 giorni hanno lasciato questi alberi, questi rami che avevano tagliato 25 giorni fa, li hanno lasciati per terra. Alle 13:30 operai e forze dell'ordine desistano e abbandonano il campo, che nel pomeriggio diverrà teatro di incontro della prevista commissione di municipalità, proprio sul verde pubblico, che in contemporanea si tiene anche a San Lorenzo. Ad avere la meglio i manifestanti con i 2 platani ancora salvi, almeno per il momento. Quindi io vorrei, e tutti quanti noi vorremmo, che oltre alla perizia sull'albero venisse effettuato un controllo per quanto riguarda le edificazioni. Passaggio significativo verso il collaudo e quindi la fine dei lavori delle barriere mobili del Mose. Finalmente approvato un importante lavoro di manutenzione. Si avvicina con un passaggio formale importante la fine dei lavori, di conseguenza il collaudo delle barriere mobili del Mose
che tengono Venezia all'asciutto dall'acqua alta. La manutenzione è un tassello importante per considerare l'opera finalmente e formalmente conclusa e a regime. Lo spiega Davis Rizzo, presidente di Costruttiva, che riunisce le imprese costruttrici, imprese soddisfatte da questa notizia a lungo attesa. È stato approvato dal CTA del Provveditorato il cosiddetto progetto di revamping. Il progetto di revamping che prevede la sostituzione di 6 paratoie, 2 per ogni schiera, nello specifico per la schiera di Chioggia, per quella di Malamocco e 2 per la schiera di San Nicolò, che verranno sostituite da 6 paratoie di cortesia che verranno ripristinate e rimesse in condizione di essere appunto utilizzate in questa operazione, e le 6 paratoie che verranno tolte da sott'acqua verranno attraverso una gara sottoposte a ciclo manutentivo. Si consegue un punto importante verso quella che è la parte, come dire, manutentiva dell'opera. Il revamping rappresenta la parte di manutenzione propedeutica al collaudo del Mose stesso e di conseguenza è una tappa importante su quello che è il traguardo del fine lavori e dell'inizio del regime manutentivo e di gestione del Mose stesso. Questa mattina, nel pomeriggio, in via Piave a Mestre, di fronte alla moschea, dopo le accuse contro l'imam di questi giorni, è arrivata l'europarlamentare Anna Cisint. La Lega del Comune di Venezia, con i suoi consiglieri, assessori e cittadini di via Piave, ha partecipato nel pomeriggio ad un sit-in davanti alla moschea di Mestre, recentemente dichiarata illegale dalla sentenza del Consiglio di Stato. Presente anche l'europarlamentare Anna Cisint, ha chiesto l'espulsione dell'imam, ritenendo inaccettabili gli insulti pronunciati nei confronti delle donne. Siamo qui per dire che questa moschea, che ha già avuto l'out da parte del Consiglio di Stato, è ancora utilizzata perché dentro ci sono i tappetini e sono entrati a pregare, e questo è il rispetto della legge italiana che ha l'Islam radicalizzato. Qui dentro sapete chi ci prega? Ci prega quell'imam che ha detto delle donne, di me, della Meloni, ma delle donne in generale, delle cose gravissime, perché la radicalizzazione e la Sharia è già in Italia e la stanno implementando ogni giorno di più all'interno dei loro centri islamici, e predicano questo tipo di impostazione nelle scuole e sui social. Questa persona, come altre, devono tornare a casa loro e questa moschea va chiusa. Noi dobbiamo dare dei messaggi chiari, perché l'Italia è un paese che ha delle leggi, un ordinamento giuridico, e questo ordinamento va rispettato. Sharia e sovversione del sistema democratico, noi siamo qua per combatterlo. La vicenda di Giuliano De Seta, morto durante lo stage, l'alternanza scuola-lavoro. Il processo si è chiuso con 2 patteggiamenti e con l'archiviazione di 2 posizioni. Una tragedia che si era consumata durante le ore di alternanza scuola-lavoro all'ABC Service di Noventa di Piave. La vittima, giovanissima, Giuliano De Seta, 18 anni, di Ceggia, al suo primo giorno. Il ragazzo rimase schiacciato da una pesante lastra di metallo. Il processo al Tribunale di Venezia si è chiuso con 2 patteggiamenti: 2 anni al titolare dell'azienda 39enne di Salgareda ed 1 anno e 4 mesi al 59enne responsabile della sicurezza. Per entrambi pena sospesa. Archiviate invece le posizioni della preside dell'ITIS Da Vinci di Portogruaro, l'istituto che frequentava Giuliano, e del tutor scolastico. Era stata archiviata anche la posizione dell'operaio che affiancava il giovane che lo guidava al momento dell'incidente, ma la famiglia della vittima si è opposta e in ottobre si terrà una nuova udienza davanti al GIP. I genitori del fratello vogliono sapere la verità sulla morte di Giuliano. Chiederemo un supplemento di indagine, spiega l'avvocato Luca Sprezzola. Finora si è capito che
Ciò che ha portato alla morte di Giuliano è stato un agganciamento del gancio del carro ponte al mezzo che si è ribaltato addosso a Giuliano. Ancora da indagare è come ha fatto questo gancio accidentalmente ad agganciarsi al mezzo e a cadere addosso a Giuliano. A metà settembre aveva iniziato lo stage scuola lavoro all'interno della BC Service specializzata nella piegatura dei metalli. Era il 16 settembre 2022. La disperazione della famiglia da quel giorno. Da quando è successo l'evento chiaramente i signori sono sempre provati, non potranno mai dimenticare un evento così drammatico. Fortunatamente cercano di investire le loro energie in eventi atti a ricordare la memoria di Giuliano. Dopo la morte di Giuliano e di altri giovani, qualcosa è cambiato. Cambiata la normativa sia a livello di INAIL, perché adesso c'è una tutela anche nei confronti degli studenti in alternanza scuola-lavoro, sia e soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro. Sono state emesse delle norme che prevedono insegnamenti preventivi agli studenti nelle ore di scuola proprio per cercare di approcciarli in modo migliore ai luoghi di lavoro. Blackout generale questa mattina a Spinea, dove un guasto alla rete elettrica causato dall'elevato consumo per il caldo ha lasciato intere zone della città senza corrente sin dalle 6:30. Colpite abitazioni, negozi e strade con semafori fuori uso e attività commerciali costrette a rimanere chiuse. Disagi anche nei condomini per ascensori e portoni elettrici bloccati. Enel inizialmente prevedeva un ritorno alla normalità entro la mattinata, poi nel pomeriggio inoltrato. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a limitare l'uso di dispositivi elettrici non indispensabili per agevolare la stabilizzazione della rete. E la morsa del caldo e le temperature torride di questi giorni hanno convinto gli organizzatori ad annullare la quarta edizione del Miglio di Mestre, corsa che si sarebbe dovuta disputare domani, venerdì 4 luglio, in via Piave. La decisione è stata presa di concerto con amministrazione comunale, Federazione Italiana di Atletica Leggera, autorità sanitarie e Croce Verde. Una scelta a tutela degli atleti stessi. Tutte le società sportive sono state naturalmente avvisate e la quota di iscrizione verrà rimborsata. Cominciano i preparativi in vista della notte famosissima di sabato 19 luglio, una delle feste più amate da tutti i veneziani. Da lunedì al via le prenotazioni. Da lunedì saranno aperte le prenotazioni per poter assistere dalle rive allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio per la Festa del Redentore 2025, sabato 19 luglio a Venezia. I fuochi d'artificio inizieranno come da tradizione puntuali alle ore 23:30 e per più di mezz'ora accenderanno la laguna con oltre 6.500 effetti pirotecnici che si specchieranno sull'acqua, una dedica a sorpresa non ancora svelata, offrendo così uno spettacolo unico al mondo. La Festa del Redentore è uno dei momenti più evocativi della tradizione della nostra città, ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro, un rito collettivo che unisce fede e popolarità, dove sono coinvolte migliaia di persone, a cui va il nostro ringraziamento. Le prenotazioni non sono a pagamento ma sempre gratuite e rappresentano solo un sistema di monitoraggio e controllo dei flussi che non ha nulla a che vedere poi con il contributo d'accesso. Così l'assessore al turismo Simone Venturini. La città si prepara al Redentore il 19 luglio con la notte più magica di Venezia, la notte del Redentore. Restano valide le formule degli scorsi anni che hanno consentito un'organizzazione perfetta della festa e dall'altra parte la possibilità di godere di questa meravigliosa notte con priorità ai cittadini veneziani e appunto a chi abita la nostra città. Sull'acqua e su terra sarà una festa straordinaria e sarà la migliore immagine della nostra città. Da lunedì 7 luglio saranno aperte le prenotazioni per le rive più vicine al bacino, Zattere, Piazzetta San Marco, Riva del Chiavoni Giudecca, al link www.redentorevenezia.it. Fino a mercoledì 9 luglio la prenotazione sarà consentita dei posti più vicini alle rive solo ai residenti del comune, in particolare le rive della Giudecca da lunedì 7 a mercoledì 9 potranno registrarsi solo i residenti nell'isola e a Saccafisola, mentre da giovedì 10 il settore della Giudecca sarà prenotabile anche per i residenti del comune di Venezia.
Da giovedì 10, inoltre, la prenotazione dei sestieri San Marco e Zattere potrà essere effettuata anche dai non residenti in città. Si apre l'estate dei grandi concerti e musical in piazza San Marco a Venezia. Fino a domenica 13 luglio si esibiranno in una delle cornici più belle del mondo artisti di fama internazionale. Primo appuntamento Jean-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica che fonde arte, tecnologia e cultura. Il concerto fa parte di Veneto Jazz. Tutte e 5 le serate inizieranno alle 21. Vela è la società braccio operativo del comune che ha curato la parte logistica e organizzativa di questi eventi. Piazza San Marco con una capienza ridotta e riservata a soli 5.000 posti per evitare le grandi invasioni, a cui si aggiungeranno circa altri 100 posti dei caffè storici della piazza. Le prevendite hanno fatto riscontrare un grande interesse del pubblico, ma c'è ancora la possibilità di trovare nuovi biglietti per tutte e 5 le serate. E con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale. Vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.